cominciare questa serata vi ricordo alcuni dettagli tecnici per poterla quindi fruire al meglio. Allora, innanzitutto, come avete visto, i vostri microfoni sono stati spenti, avete quindi la possibilità di lasciare accesa quindi la vostra videocamera o di scegliere quindi di tenerla quindi spenta se preferite, perché vi ricordo quindi che la serata verrà registrata. Potrete partecipare quindi attivamente con delle domande che potete scrivere nella chat premendo quindi il pulsante quindi in basso alla vostra destra. Noi raccoglieremo quindi le vostre domande nel corso della serata e al termine della presentazione da parte della nostra relatrice rivolgeremo quindi a lei tutte le domande che avremo raccolto. Vi ricordo che al termine della serata vi sarà la possibilità quindi di esprimere quindi il vostro gradimento su questa serata, collegandovi quindi al link che riporteremo sempre nella chat. Per eventuali problemi tecnici legati al collegamento potete scrivere e rivolgervi alla nostra Martina Cassol, che risponderà prontamente alle vostre richieste tecniche. Bene, questa sera, come dicevo, siamo all'ultima serata di questo ciclo di incontri. Siamo quindi partiti con l'analisi fatta dalle colleghe dello spazio per gli adolescenti di Belluno, che ci hanno proposto un'analisi di quanto è emerso dai questionari che hanno somministrato al fine di delineare l'impatto che la pandemia ha avuto sugli adolescenti bellunesi. Abbiamo poi conosciuto con la dottoressa Elia Manzan le principali droghe ed infine con il dottor Paolo Bello ci siamo addentrati un po' nel mondo del divertimento, delle sostanze, dell'uso di tecnologie da parte dei ragazzi. Questa serata sarà una serata conclusiva e avremo come focus il rapporto genitori-figli e soprattutto lo stile educativo che caratterizza il rapporto appunto tra genitori e figli in questa fase critica del ciclo di vita. Questa sera la relatrice, la dottoressa Cinzia Rusa, che saluto e che ringrazio, che è qui presentandoci un lavoro che è frutto dell'impegno di tutto il gruppo di educatrici del Dipartimento delle Dipendenze. E questa serata sarà una serata particolare perché avrete non solo modo di condividere gli spunti che le colleghe vi proporranno su questo tema, ma anche ci sarà la possibilità di un confronto diretto attraverso l'utilizzo di una piattaforma che ci permetterà di interagire in modo molto rapido su alcuni aspetti, su alcuni spunti di riflessione che le colleghe vi proporranno questa sera. Allora io non rubo altro tempo, passo subito la parola a Cinzia e vi auguro buon lavoro. Prego Cinzia. Grazie Cristina, buonasera a tutti anche da parte mia. Volevo riprendere quello che diceva Cristina poco fa, che quello di cui io parlerò questa sera è frutto di un lavoro condiviso dal gruppo degli educatori del Dipartimento e che mi piacerebbe anche nominare perché sono tutte qui. Sono Martina Cassol e Daniela Deldin, Francesca Vigna, Mariangela De Villa, Cinzia Bonan e Raffaella Vedana. Siamo un gruppo di educatrici del Dipartimento e ci siamo ritrovate per proprio condividere un pensiero e condividere poi le riflessioni che vorremmo proporre questa sera. Abbiamo introdotto e abbiamo pensato di introdurre questo incontro con i brani Promettimi e A modo tuo, perché sono due brani che in qualche maniera descrivono il difficile ruolo del genitore che cresce i propri figli. Da un lato li vorrebbe proteggere per tutta la vita e tenerli lontani dai problemi, dal dolore, ma in fondo questo genitore sa bene che prima o poi li dovrà lasciare andare e che dovranno quindi percorrere la loro strada da soli. Ci sembrava un modo bello per introdurre un po' l'argomento di questa sera, che è appunto il tiro alla fune. Il lavoro è diviso in due parti, una prima parte che come dire, contestualizza un po' l'adolescenza ai nostri giorni. Tenete conto che già abbiamo avuto, come diceva la dottoressa Zetta, degli
gli incontri precedenti, che hanno già evidenziato alcuni elementi che caratterizzano il momento anche che stiamo vivendo, ma li riprendiamo proprio per poi sviluppare la parte più educativa, che sarà la seconda parte e che, nella quale vi sarà anche chiesto di poter interagire con noi. Faccio partire la presentazione. Vediamo se parte. Ecco qua. Partiamo subito con una premessa, nel senso che se siete qui con l'idea di trovare delle ricette, ecco, non abbiamo un ricettario che offre ricette preconfezionate. E quali sono le motivazioni per cui non possiamo dare delle ricette? Perché avere delle ricette tenderebbe a mettere un po' tutti sullo stesso piano, a omologare e a non considerare le differenze individuali dei genitori e dei ragazzi stessi. Infatti, come dire, ogni genitore ha una propria storia personale, ha propri valori di riferimento, proprie caratteristiche, propri ideali, e ogni figlio ha anche proprie caratteristiche, ha una storia nel rapporto con i propri genitori che è anche differente da quella che magari hanno i fratelli o le sorelle. È chiaro quindi che non è possibile per questo dare delle ricette, e quindi ogni adulto dovrà trovare una soluzione personale e una strada che sia adeguata al proprio contesto e alla propria situazione. Certo è che proprio alla luce di queste differenze, di queste caratteristiche che differenziano i genitori e che differenziano i figli, ogni genitore e ogni coppia genitoriale ha sicuramente un progetto educativo in testa per il proprio figlio, e anche questo è frutto della convergenza appunto di valori nella coppia genitoriale e la convergenza di storie che ci portiamo anche dalle nostre famiglie di origine. Allora, cosa possiamo fare questa sera se non possiamo dare ricette? Ma possiamo così riflettere, offrire delle riflessioni su possibili linee guida che possono fungere da riferimento e da orientamento per i genitori e per gli adulti significativi. Vorremmo mettere qualche punto fermo sulle questioni educative nel rapporto con i figli, soprattutto in un momento molto particolare come quello dell'adolescenza. Vorremmo un po' contestualizzare quello che andiamo a dire riguardo al rapporto educativo con i genitori e con le famiglie, fra genitori e adolescenti, e vorremmo partire da quelli che sono i cambiamenti che ci sono stati negli ultimi anni nello scenario. E qui l'abbiamo, prendendo un'immagine da croce, abbiamo così portato il passaggio dal semaforo alla rotatoria. Il semaforo che ci sembrava rappresentasse bene la semplicità, che è un po' quella che caratterizza l'epoca moderna e che dà, come dire, ci fa fermare quando è rosso, ci fa stare sull'attenti quando è come dire, arancione, no? Ci fa scorrere quando verde, ma come dire, è un elemento, si potrebbe dire, statico, fermo, che è stato superato dalla rotatoria, che invece a nostro modo di vedere rappresenta la complessità. La rotatoria permette una circolazione continua, anche una certa fluidità per certi aspetti, consente dei rallentamenti, ma magari non ci fa proprio fermare e si rimane sempre in movimento. Presuppone anche che ci siano sguardi che vanno e che arrivano da più direzioni e ci mette nelle condizioni di avere anche maggiori responsabilità.
Ecco, pensate che dentro questa rotatoria così complessa ci siamo noi adulti, ma ci sono anche i ragazzi, i nostri figli, gli adolescenti con cui noi abbiamo a che fare. E sono lì dentro e quindi siamo dentro insieme a questa rotatoria, a questa complessità. E di questa così complessità che è nello scenario è il cambiamento da modernità a postmodernità, vediamo proprio le caratteristiche sono la velocità, il nostro tempo è un tempo di accelerazioni, un tempo molto, molto veloce, dove c'è la tendenza anche a velocizzare un po' tutto, le tappe evolutive, quindi tutte quelle tappe che necessitano di tempo per i ragazzi per maturare. È un tempo, abbiamo anche sentito tanto di solitudine, se qui poi aggiungiamo anche tutto l'aspetto della pandemia che ci hanno anche ben raccontato con la ricerca, la prima sera le psicologhe dello spazio adolescenti, dove i ragazzi si sono trovati molto spesso soli e questo ha generato una serie anche di problemi. Il rapporto con la tecnologia, che fino a un po' di anni fa non era così presente nella nostra quotidianità. Una complessità quindi dentro la quale ci stanno i nostri adolescenti. Se andiamo a vedere, vi faccio vedere questo, aspettate che vado avanti. Nel 1560 Bruegel dipinse questo quadro che è Giochi di bambini, e dove la socialità era una socialità che si viveva nelle piazze, nelle strade, dove c'era relazione. Se oggi Bruegel, ci siamo chiesti se oggi Bruegel dovesse ridipingere questo quadro, forse non lo ridipingerebbe così. Questa socialità che si ritrovava nelle piazze e nelle strade la ritrovavamo anche negli anni 70-80, quando forse eravamo adolescenti noi. Oggi le piazze sono un po' più vuote, o forse troviamo adulti e anche ragazzi, magari con i cellulari in mano, che sono lì tutti insieme, ma che magari sono isolati e che guardano il proprio cellulare, no? Quindi è una socialità, come dire, che si è un po' persa. L'altro aspetto di cambiamento a cui abbiamo assistito anche negli ultimi anni è il passaggio dalla famiglia normativa, che era più caratteristica del passato, centrata sul dovere e sulle regole, alla famiglia affettiva, famiglia degli affetti, che è più del nostro tempo. Famiglia centrata sugli affetti, che ha permesso sicuramente di garantire una maggiore cura della vita emotivo-affettiva dei ragazzi e anche una maggiore attenzione ai bisogni dei figli. Ma al contempo questo ha richiesto ai genitori di reinventare il proprio ruolo educativo e di trovare una sorta di equilibrio, di nuovo equilibrio tra norma e affetto. In questo tipo di famiglia spesso domina di più la preoccupazione di farsi amare che non quella di educare, e possiamo trovare che il genitore si pone come amico nei confronti del figlio, rinunciando ad essere un adulto di riferimento. E questa cosa è come dire, ci fa un po' abdicare al nostro ruolo di adulti e di educatori, di persone che lavorano per alzare, che aiutano i figli. Lo diceva il dottor Bello la scorsa volta: educare significa alzare la soglia della consapevolezza, significa sviluppare sostanzialmente due competenze, che sono il pensiero critico e la responsabilità. Se noi ci poniamo come amici dei nostri figli, rinunciamo un po' a questa funzione che abbiamo, proprio quella di educare, che è educare a un punto di incontro anche fra il mondo del privato, del personale, del familiare, che si incontra con l'universo anche del sociale, del collettivo, del bene comune. E se io ho un chiaro progetto educativo
per mio figlio e le azioni educative in questo progetto sono ben equilibrate, possono produrre benessere e arricchimento sia sul piano personale che collettivo, hanno una ricaduta anche al di fuori della famiglia. Ma per fare questo non posso essere amico di mio figlio, ok? Altre volte nella famiglia degli affetti diventa difficile per i genitori sopportare anche il malessere, il disagio di dare qualche piccola frustrazione ai figli, nel dire magari qualche no, magari presi dall'ansia anche di evitare ai propri figli conflitti o sofferenze, ma è un atteggiamento che sicuramente non aiuta i ragazzi a crescere, a evolvere, a diventare grandi e non aiuta neanche i ragazzi in quel processo di separazione e di individuazione che è tipico della fase adolescenziale, che è finalizzato a formare una propria identità indipendente e unica. E quindi chiaramente bisogna trovare, come dicevo, un equilibrio proprio fra la norma e l'affettività. Infatti le domande che ci potremmo porre è, dal nostro punto di vista di adulti e di adulti significativi e di genitori, è causa di disagio per me, per esempio, non comprare a mio figlio un cellulare perché sia uguale e possa confrontarsi al meglio con il gruppo dei compagni? È educativo sentir dire devo dare a mio figlio tutto ciò che non ho avuto io? Oppure siamo sicuri che una volta che i nostri figli sono cresciuti ci ringrazieranno per averli assecondati in tutto? Ecco, sono domande, questioni che sono secondo noi importanti per fare una riflessione e proprio per riuscire a trovare un equilibrio fra le richieste che ci possono venire dai figli, ma in realtà a quello che poi è quello che noi diamo e quello che è il progetto educativo che abbiamo in testa per loro. Sicuramente l'adolescenza è un'età sospesa fra il bisogno di individuarsi, che è quello da tanto tempo, quindi il bisogno di trasferirsi in uno spazio non tanto fisico quanto mentale, separato, diventando un individuo distinto, dove comincia a formare una nuova e una propria identità. Dove inizia ad avere un certo grado di indipendenza da quelle che sono le relazioni familiari. È un'età sospesa fra questo bisogno e la necessità di stare al passo con le infinite sollecitazioni che oggi arrivano e raggiungono i ragazzi da 1000 fronti. Lo diceva la scorsa settimana il dottor Bello che le sollecitazioni sono tante, non ultimo è proprio quello il fronte della virtualità e dell'interconnessione, dove sottolineava che oggi l'identità viene costruita fuori da sé, diceva a suon di like, no? Nel senso che le pressioni che ci sono dall'esterno di stare al passo sono veramente tante. E ci troviamo di fronte ad adolescenti che devono galleggiare in più mondi possibili, si può dire, il mondo del reale e il mondo del virtuale. È una fatica immensa fare questo. Rischia di far rimanere l'adolescente sprovvisto di un senso di sicurezza, anche di autoefficacia, che può amplificare anche una sensazione di fragilità e di vulnerabilità. E sentirsi vulnerabili e fragili in un mondo che chiede di essere sempre al top e chiede di essere performanti alla moda, può essere uno stress che mette a dura prova la capacità di stare a galla. È chiaro che su questo è difficile anche per i genitori tante volte raccogliere un po' queste sfide e anche le sollecitazioni che arrivano ai ragazzi. Molto spesso noi adulti possiamo anche sentirci inadeguati rispetto a questa velocità e anche a questi continui bombardamenti che arrivano, però dobbiamo essere là, dobbiamo stare insieme a loro dentro la rotatoria.
Ecco, una cosa che secondo noi è importante ed è, vogliamo sottolineare, è come, come avviene lo sviluppo del cervello, nel senso che le neuroscienze negli ultimi 20 anni ci hanno descritto molto bene quali sono e quanti sono i cambiamenti che un cervello deve affrontare nel passaggio dall'infanzia ad adulto. E se voi vedete in questa immagine, vedete l'evoluzione di un cervello dal bambino a un cervello di un adulto, di una persona, insomma, di 20 anni che ormai è entrata nell'adultità, come dire. Le parti di cervello rosse e gialle sono quelle non ancora pienamente mature. Vedete che se andiamo a vedere il cervello del preadolescente e poi dell'adolescente, le aree ancora non mature sono parecchie. Allora, le prime aree del cervello che raggiungono un completo sviluppo sono quelle che regolano le funzioni corporee autonome ed essenziali, quindi la respirazione, la digestione e via dicendo, la termoregolazione. Il cervello di un adolescente che è parzialmente sviluppato è fortemente legato a cosa? È fortemente legato alle emozioni. Si sviluppa precocemente quello che è il sistema limbico che regola proprio l'emotività e gli impulsi. Quindi cosa significa questo? Che in età adolescenziale siamo davanti siamo in un momento in cui la ricerca di sensazioni e tutta la parte emotiva si sta attivando in grande stile e quindi l'adolescente è, come dire, è bombardato, come dire, ha queste emozioni che raggiungono il punto culminante in maniera molto forte, è in uno tsunami emotivo e molto spesso agisce senza pensare proprio sulla base di questi impulsi. Perché? Perché l'ultima parte del cervello che si sviluppa è quella che vedete qui in questo quadrettino, che è la parte che è deputata alle funzioni cosiddette esecutive. Quali sono le funzioni esecutive? Sono la capacità, per esempio, di pianificare, la capacità di individuare delle priorità, la capacità di organizzare il pensiero, di prendere delle decisioni, di valutare le conseguenze delle azioni. E è chiaro che è chiaro che c'è una sfasatura nel cervello dell'adolescente, perché da un lato abbiamo delle strutture cerebrali che spingono i ragazzi ad affrontare i rischi nella parte della prima adolescenza e adolescenziale, proprio perché sono attive quelle strutture del sistema emozionale che spingono. E sono sfasate rispetto alla, come dire, a quella parte che permette di pensare prima di agire. Allora, è come accendere il motore di un'automobile senza che ci sia chi la conduce, no? Chi la guida questa automobile. E quindi capite che tante azioni che magari gli adolescenti fanno fanno tantissime cose perché sono proprio spinti e sono sull'onda proprio di queste emozioni che non riescono bene a regolare, proprio perché non è ancora sviluppata quella parte del cervello che le regola. Allora, è chiaro che è importante che ci sia la presenza degli adulti e degli adulti dei genitori che accompagnino per mano l'adolescente nel percorso di crescita. È un adolescente, lo ripetiamo, lo ripeto, che sta dentro quella rotatoria e che quindi ha necessità di essere accompagnato, di essere aiutato ad avere sguardi aperti e anche piano piano, passo dopo passo, anche ad arrivare a capire quali sono chiaramente le decisioni che può prendere, a capire quali sono le responsabilità e le conseguenze a cui va incontro, ma è un percorso che va accompagnato. Allora, in questa parte, come dire, di esplosione dell'adolescenza,
Ecco, i genitori che fino al giorno prima avevano i loro bei bambini, che erano bravi, che erano affettuosi, che erano disponibili magari anche a rispondere magari a qualche richiesta dei genitori. E dall'altra parte i ragazzi che insomma tutto sommato vedevano nei genitori persone onnipotenti, onniscienti e che sanno tutto e che non andavano messi in discussione, ecco che arriva l'adolescenza e quando pensi di avere la risposta a tutte le risposte, la vita cosa fa? Ti cambia tutte le domande, no? E cosa succede? L'adolescente comincia a chiedersi chi sono, cosa sento dentro, da chi sono diverso, come mi vedono da fuori, chi vedono in me, no? Di cosa sono capace e via dicendo. E il genitore cosa chiede o cosa pensa? Ecco, chi è costui? Non riconosco più questo, se è mio figlio, chi è? Cosa mi sta chiedendo con le parole o le cose che mi dice? Cosa sta pensando? Lo vedo lì assorto nei suoi pensieri, ma cosa starà pensando? Cosa sta sentendo dentro di sé? Perché risponde in questo modo? Perché è sempre arrabbiato? Perché sbatte le porte? No? Ecco, è un momento in cui chiaramente bisogna ritrovare nuovi equilibri. È stato detto anche negli incontri precedenti che l'adolescenza non è solo l'adolescenza dei figli, ma riguarda anche i genitori, perché trasforma l'identità dei genitori e avvia una lunga fase di ricontrattazione dei ruoli e delle relazioni familiari, che spesso non è né facile né indolore. Ecco, può essere un po' più tranquilla, ma può essere anche molto, insomma, molto ondeggiante e anche molto, molto forte. E qui dentro ci stanno adulti e ragazzi insieme. Se è vero che l'adolescenza è anche un periodo di crisi, bisogna dire che ogni crisi mette anche in atto dei meccanismi di esplorazione di sé e dell'ambiente circostante che consentono di affrontare e anche di vincere la frustrazione. E compito dei genitori è proprio quello di insegnare ai figli a gestire la crisi. Cosa vuol dire insegnare ai figli? Non è che glielo insegno come a scuola insegno, no, la viviamo insieme e cerchiamo di capire insieme a come si può gestire la crisi e quindi come questa crisi può diventare un'opportunità di crescita e di evoluzione, no? verso il diventare grandi. Allora, prima di introdurci al tiro alla fune, chiederei a Martina se fa partire un pezzettino di video che ci introduce alla questione, alla seconda parte, alle questioni un po' più pratiche. Sono pericolosi. Credi che voglia vedere la mia bambina attaccata all'amo di qualche divoratore di pesci? Non sono più una bambina. Io ho già 16 anni. Non prendere quel tono con me, signorinella. Finché vivrai sotto il mio oceano, obbedirai alle mie regole. Ma perché non vuoi ascoltarmi? Non aggiungere altro! E ti avverto, saranno guai se vengo a sapere che sei salita un'altra volta in superficie. Mi sono spiegato? Adolescenti. Credono di sapere sempre tutto. Gli dai tanto così e loro ti prendono tutta la fine. Senti, credi che sia stato troppo duro con lei? Assolutamente no. Insomma, se Ariel fosse mia figlia, le farei capire chi comanda. Altro che cappattini in superficie e altre sciocchezze del genere. No, signore. La terrei sotto stretto controllo. Hai pienamente ragione, Sebastian. Ovviamente. Ariel deve essere seguita costantemente. Costantemente. Ha bisogno di qualcuno che la sorvegli e la tenga fuori dai guai. Ininterrottamente. E tu sei proprio il granchio che fa per lei. Ecco, un po' ci pareva che questo pezzettino della Sirenetta potesse proprio introdurre questa parte un po' più pratica che adesso andremo a vedere e rispetto alla quale chiederemo anche a voi di interagire, perché è proprio, ci introduce proprio al tiro alla fune. E ci introduce in quel
tiro in quella modalità che si attiva proprio in particolare in questo periodo, proprio per cercare di trovare un equilibrio e per dare delle risposte e aiutare i ragazzi nella loro evoluzione. Allora proviamo ad andare a vedere quando un genitore nel tiro alla fune tira sempre più forte la fune dalla sua parte. Allora, dalla parte del genitore obbliga il figlio a essere solo ubbidiente, quindi deve ubbidire, non lo lascia giocare la sua partita e non gli consente di diventare grande. Le frasi tipiche sono: no perché no, qui comando io, non se ne parla proprio, ai miei tempi non era così. Cosa succede dalla parte del figlio? Il figlio può covare rabbia e ostilità, non riesce a fare esperienze e non si costruisce un'adeguata muscolatura emotiva. Ecco, è una cosa importante, un'adeguata muscolatura emotiva significa corazzarsi un pochino, imparare a riconoscere, per esempio, a gestire le proprie emozioni, a dire, per esempio, le proprie cose, cioè, è proprio aiutarlo a farsi un minimo di corazza. Allora, se alla luce di queste cose, se noi vi chiedessimo cosa mettereste nella cassetta degli attrezzi di questo genitore che tira sempre più forte dalla sua parte, vi chiediamo di rispondere e di provare a mettere magari con semplici parole cosa secondo voi servirebbe a questo genitore che tira dalla sua parte, che non riesce, vedete, a far giocare la sua partita al ragazzo, quindi non gli permette di fare esperienze, dove ai miei tempi non era così, dove insomma tiene conto più della sua esperienza. Cosa servirebbe a questo genitore, secondo voi, per equilibrare un po' le cose? Allora, Martina, vuoi dire tu come funziona? Sì. Ho messo un link nella chat, questo link vi indirizza a Mentimeter, che è un sistema per raccogliere delle domande. Potete rispondere alla domanda che c'è nel link con 3 opzioni e mano a mano che voi rispondete vi faccio vedere le risposte che date, vengono fuori in una nuvola di risposte. Più grande è la parola, vuol dire che più persone hanno scritto quella parola. Ecco qua ci sono già le risposte, come vedete. Forse magari è più difficile col telefonino perché ci vuole un po' di dimestichezza a passare da una finestra all'altra, però vediamo che stanno arrivando tutte le risposte. Per il momento pazienza va alla grande. Un paio di occhiali. Anche fiducia sta prendendo mano. Empatia. Allora, Mentimeter sia in inglese l'applicazione, però si possono inserire domande in italiano. Dovreste vedere tutti la nuvola che si allarga. Compromesso, confronto, ascolto attivo, Empatia. attenzione, comprensione, insomma pazienza è quella che mi sembra pesa di più, poi abbiamo empatia, comprensione, fiducia. Anche l'ascolto, perché c'è ascolto, capacità di ascolto. Ci sono alcune parole simili o con lo stesso significato, è chiaro che il sistema analizza solo se sono uguali. Ecco, beh, avete detto tantissime cose e adesso le ritroviamo anche, alcune le ritroviamo anche qui. Allora, cosa mettere nella cassetta degli attrezzi del genitore che tira sempre più forte dalla sua parte? Allora, noi abbiamo messo una carta d'identità non scaduta.
perché dicevamo è un genitore che magari fa dei richiami ai vecchi tempi, che dice no perché no, e quindi invece una carta d'identità non scaduta che permetta al genitore di giocare, e quindi cercando di adattarsi anche ai tempi e alle richieste. E un genitore anche che sostituisca l'autorità con l'autorevolezza, che è un modo totalmente differente di rapportarsi con un figlio e che aiuti il figlio a trasformare la regola da obbedire in regola da interiorizzare, che è molto diverso. Quando interiorizzo una regola vuol dire che la faccio proprio mia. E quindi sicuramente un genitore che sta un po' più sui tempi e che si gioca un po' di più proprio con l'autorevolezza. Abbiamo messo anche un pacchetto di fazzoletti, un po' per sdrammatizzare, no? Piangi ma lascialo partire, nel senso che è un genitore che tende a tenersi, il figlio tiene la corda ben tirata e fatica a mollare. Siamo di fronte a una nuova gestazione, prima il figlio è stato messo al mondo, adesso bisogna metterlo nel mondo e quindi bisogna in qualche misura lasciarlo andare. Avere il coraggio, come dire, di essere come un porto da cui il figlio parte in esplorazione del mondo, ma dove può ritornare ad essere accolto per essere, come dire, rassicurato, no? E, scusate, ho sbagliato tasto, l'altra parte è lo spazio per la negoziazione, è lo spazio per ascoltare, l'ascolto, lo avete detto anche voi, l'ascolto soprattutto attivo, che è un ascolto che non guarda solo al contenuto e quindi a quello che viene detto, ma anche al come viene detto e che guarda anche al sentimento, all'emozione. Quindi è un ascolto veramente con gli occhi, con la pancia e con il cuore. E la possibilità di parlare, di confrontare, di discutere e di negoziare ogni richiesta che viene dal figlio. Quindi nella cassetta degli attrezzi di questo genitore sicuramente vanno messe queste cose. E mi piaceva anche la parte dell'empatia che avete detto voi, no? La pazienza, perché sicuramente ce ne vuole tanta, perché molto spesso ci prendono proprio per sfinimento, no? E quindi sono tutti elementi da mettere nella cassetta degli attrezzi proprio per cercare di fare in modo che quella corda, ecco, trovi un equilibrio. Facciamo un passo avanti, vediamo la seconda situazione, se il genitore molla subito la fune. Allora, prima abbiamo detto la tira, adesso vediamo nel momento in cui la molla cosa succede. Allora, dalla parte del genitore cede subito alle richieste dei figli, quindi cosa fa? Non consente al figlio di giocare la sua partita e non raccoglie neanche la richiesta di aiuto da parte del figlio. Quindi è un genitore che subito lascia andare, della serie fai come vuoi, io non ne posso più, fai come vuoi tu. Dalla parte del figlio, ecco, quando si trova con la corda mollata e se la trova in mano, può trovarsi allo sbando, vince senza fare fatica e quindi ottiene senza fare una conquista passo dopo passo, quindi insomma guadagnandosi un po' le cose. E si trova a gestire una libertà che probabilmente fa fatica e non è pronto a gestire. Non ha il confronto con il limite e su questo rimane confuso. Allora, in questo caso, cosa mettereste nella cassetta degli attrezzi di questo genitore che molla subito la fune? Allora, prima la tirava, adesso la molla. Cosa mettiamo in questa cassetta degli attrezzi per far sì che anche qui si riequilibrino un po' le cose? Allora, come prima, c'è sempre lo stesso link, dovreste trovare un'altra domanda. Provate a rispondere. E io condivido i risultati in diretta. Eccolo qua. Presenza.
stanno prendendo mano presenza e coraggio. Coraggio, sì. Autorevolezza anche adesso. Tenacia, responsabilità, coraggio di agire, presenza, più maturità anche. Diciamo che se la giocano responsabilità ed autorevolezza al momento, no? Sì. Però un po' più autorevolezza. Anche un po' di coraggio, anche il coraggio. Coraggio, sì. Ok? Sì, direi che Quindi responsabilità, autorevolezza, presenza, coraggio. c'è ancora un po' di movimento. Per le persone appena entrate abbiamo messo un link a cui rispondere rispetto a un ragionamento su un genitore lascivo, tra virgolette, che molla un Che po'. molla. Coerenza qui, un'altra parola che troviamo, costanza, fermezza, saggezza, mediazione. Ok? Allora qui noi abbiamo messo un po' il manuale del seminatore, cioè il bisogno più grande di un adolescente è avere regole e limiti. Abbiamo detto che questo genitore che molla subito la fune lascia una gestione della libertà e non pone limiti. Ecco, se c'è un bisogno è quello di avere delle regole e dei limiti con cui fare i conti, conflitti da risolvere, rabbie da gestire, perché l'assenza e quindi non esserci, non porre limiti, non permette di fare alcun raccolto, anzi, tutt'altro. E quindi bisogna essere presenti, ma porre delle regole e dei limiti, sono fondamentali. Poi abbiamo pensato a un sacchetto di gesso per tenere meglio la presa e non mollare. Questo proprio per consentire al figlio di giocare la sua partita. Su questo, ecco, ci vuole coraggio per fare questo. Significa prendersi anche una bella responsabilità, sia chiaro. Bisogna fare in modo di non mollare la presa per fare in modo che il ragazzo giochi fino in fondo la sua partita e perché possa riuscire a gestire la frustrazione o anche il successo di aver ottenuto qualcosa. Ma è aver ottenuto qualcosa perché è riuscito con dei passaggi. Deve gestire la frustrazione di un no ed è importante perché è quello che fa muscolatura, che fa corazzare un po' i ragazzi. E nel sacchetto di questo genitore abbiamo rimesso anche qui lo spazio per la negoziazione. È lo spazio per l'autorevolezza, è lo spazio per l'ascolto, come si diceva prima, è lo spazio per essere proprio presente, per poter condividere, confrontare e negoziare le richieste. Allora, il genitore qui tira la fune quando serve. Allora, uno tira tutto dalla sua parte, uno molla, adesso questo tira la fune quando serve. Vuol dire che il genitore è disponibile a giocare la partita con il figlio, è lì, è presente, sa stare nel gioco. Quindi tiro se serve, mollo se devo mollare e calibro la forza con cui tiro la fune. Dalla parte del figlio cosa succede? Si sente visto, cioè si sente preso in considerazione, sente che il genitore è lì e che si occupa di lui. Si sente parte attiva del gioco, quindi non è una persona che subisce un'azione di un genitore, ma si sente parte attiva, si sente incoraggiato e si sente contenuto. Si sente contenuto, cioè vuol dire che ci sono dei paletti che vengono messi e che aiutano il figlio a stare all'interno di quei paletti, perché i ragazzi ci richiedono quei paletti. In questo caso, che è, diciamo, il genitore quello più equilibrato, invece di cosa mettere? Cosa troviamo nella cassetta degli attrezzi di questo genitore che tira la fune quando serve? Cosa si trova dentro questa cassetta degli attrezzi? Vediamo un po'.
Allora ho messo un altro link in chat, questo link è diverso e vi presento i risultati. Eccoli. Li vedete? Allora, equilibrio, fiducia, consapevolezza, resilienza, capacità di incoraggiare, rispetto, ascolto, comprensione, amore, misura, coerenza, sostegno, consapevolezza, presenza, flessibilità. Come siamo, Martina? Sì, sono 36 che hanno votato. Sì, mi pare bene. Molte più parole in questa nuvola, sono tante più parole. Quindi abbiamo bisogno di tanti più attrezzi. Ancora presenza, equilibrio, fiducia, consapevolezza, coerenza. Ok, direi. Ecco, avete detto tante cose, adesso le ritroveremo sicuramente. Allora, tanto in questa cassetta degli attrezzi troveremo uno sguardo sempre attento. È uno sguardo sempre attento che può permettere di cogliere sfumature anche nella calma apparente. Tante volte i figli magari non dicono o non danno segnali magari di insomma un po' di agitazione, di emotività che insomma scoppia, c'è una calma apparente e uno sguardo attento che colga le sfumature e che aiuti i figli ad affrontare le eventuali difficoltà è assolutamente importante, e in questo genitore che tira la fune quando serve sicuramente c'è. Anche qui ritroviamo lo spazio per la negoziazione, non mi soffermo su questo perché insomma ne abbiamo già parlato, però vedete come è importante che sia presente in tutte e tre le situazioni. Chiaro, qui c'è perché siamo in una situazione ottimale, ma è fondamentale che ci sia anche nelle altre due tipologie, insomma, di tiratori alla fune, proprio per equilibrare le cose. L'altra cosa che noi abbiamo messo è avere un approccio mobile. Cosa significa? È un approccio che permette di evitare la rigidità, ci mette in movimento e pone l'adulto o davanti o dietro o a fianco al proprio figlio, a seconda della situazione che va valutata con attenzione. Quando sto davanti quando magari c'è bisogno di protezione, diciamo che dove magari il percorso va un po' segnato, dove magari ci sono dei no e c'è una, come dire, si funge un po' da bussola per i figli. Quando sto di fianco nei momenti in cui mi sento un po' più amico di mio figlio e quindi gli sto di fianco per accompagnarlo, ma ricordatevi sempre che deve essere una cosa molto, come dire, circoscritta, fatta in quella determinata occasione, ma il nostro rapporto con i figli, lo ribadiamo, deve essere sempre da adulto di riferimento e non da amico. Oppure mi pongo dietro al figlio nel momento in cui ha bisogno di una spinta, ha bisogno di essere rassicurato, ha bisogno di dire, magari un figlio che non si sente all'altezza, che non se la sente magari di esplorare, va un po' spinto e rassicurato, in modo che lo si possa mandare avanti a fare esperienze. L'altra cosa che avete scritto anche voi è la coerenza e la costanza. È importante essere coerenti, costanti, essere credibili e punto stabili di riferimento. Qui ci entra la capacità di ascolto, la fermezza, che non è rigidità, ma è essere fermi.
e soprattutto se siamo costanti, cioè se le azioni che noi facciamo si ripropongono costantemente nel tempo. C'è qualcuno che diceva che è meglio essere genitori imperfetti che incostanti, incoerenti, perché i ragazzi si accorgono subito dell'incoerenza dei genitori e dell'incostanza, e riteniamo che questo, in una sorta di equilibrio, quindi nel tirare la fune quando serve, sia una parte assolutamente importante. Cosa troviamo ancora? La fiducia, l'avete scritto anche voi. Il pizzico di fiducia che ci permette, per esempio, di instaurare una relazione sulla fiducia, e quindi magari evitando di spiare le chat, di leggere di nascosto i messaggi di WhatsApp. È una cosa che magari ci viene da fare, soprattutto quando magari non ci fidiamo, ma se fondiamo la relazione sulla fiducia, poniamo anche le basi perché i ragazzi si assumano la responsabilità, le proprie responsabilità delle azioni che fanno. E alla fine una ricarica energetica abbiamo messo, perché un approccio di questo genere può essere molto faticoso per l'adulto e richiede molta energia. È faticoso anche per il figlio, sia chiaro, ma stiamo dalla parte dei genitori ed è un approccio che richiede tanta energia, perché è una partita che cambia di giorno in giorno, ma mi verrebbe di dire che anche nell'arco delle 24 ore può cambiare, no? Perché se il ragazzo sta per mollare la fune, magari va incoraggiato a tirare un po'. Se tira troppo è bene che l'adulto eserciti la stessa forza, e quindi è chiaro che ci vuole energia, ci vuole pazienza, che è un'altra cosa che è uscita grande nel lavoro che avete fatto, perché ci vuole, ecco. Però questo ci permette di essere presenti, di essere là, di essere dentro quella rotatoria e di avere sguardi aperti. Mi avvio alla conclusione, e così abbiamo pensato che è in un buon cammino un adolescente che è impegnato in un progetto di realizzazione di sé, e perché questo progetto ce l'hanno in testa i genitori, perché è in buon cammino un adolescente che vive sfide anche personalmente, socialmente rilevanti, e quindi che è in quel tiro alla fune quotidianamente, che è accettato e valorizzato dal mondo adulto. Se c'è una cosa che gli adolescenti non apprezzano è quando magari tendiamo a banalizzare le cose. Ecco, cerchiamo invece di accettare, di valorizzare quello che ci portano. È un adolescente che può sviluppare le proprie abilità e competenze, le abilità di vita, quindi che sono fondamentali poi per corazzarsi e affrontare la vita nei suoi alti e nei suoi bassi, e è un adolescente che non è spinto a comportarsi da adulto, ma che vive la propria età, e che fa le cose adeguate per quell'età. Naturalmente, ecco, giusto per fare sintesi e per concludere, è in un buon cammino un adolescente che può contare su adulti responsabili, che lo sanno ascoltare, lo abbiamo detto tanto questa sera, che sono disponibili al dialogo e al confronto, che gli pongono delle richieste e che quindi lo mettono nelle condizioni anche di accettare limiti e regole, e che gli garantiscono un adeguato sostegno e supervisione. Sostegno l'avevate scritto anche voi fra gli attrezzi da mettere. È importante perché avere e garantire un adeguato sostegno e una supervisione significa che io sono lì che guardo, che sono presente, e che quegli sguardi nella rotatoria li ho chiari e ho chiaro dove sta andando anche mio figlio. Ecco, io mi fermo. Insomma, sono un po' di riflessioni che spero possano servire, insomma, anche per riguardare al proprio modo di essere genitori o di essere adulti significativi, e speriamo che insomma vi possano servire. Grazie a tutti per l'attenzione. Bene, grazie Cinzia. Raccogliamo ora le vostre domande, vi invito a scriverle nel chat di modo tale da poterle formulare alla nostra relatrice. Allora, Cristina scrive: per me la presentazione è stata chiara e interessante.
Andrea evidenzia: trovare il giusto equilibrio è terribilmente difficile. E poi abbiamo il ringraziamento di Manuela: grazie, molto interessante anche il confronto in diretta. Io ho messo in chat anche il link per il questionario di gradimento che eventualmente possono completare scrivendo dei suggerimenti. Sì. Grazie. Attendiamo ancora un attimo se ci sono delle altre domande prima di chiudere la serata e passare i saluti. Allora, a quale indirizzo vanno chieste le slide? Allora, le slide vanno chieste quindi all'indirizzo che è stato quindi riportato quindi appena sopra di martina.cassoll@ulss1.veneto.it. Potete anche quindi telefonare quindi ai numeri di riferimento che vi abbiamo lasciato nella locandina di questo ciclo di serate, o naturalmente contattarci telefonando alla segreteria dei nostri 4 servizi. Ci sono alcuni commenti. Alessandra: molto chiara e utile. Elena: interessante, ma davvero è difficile trovare l'equilibrio giusto. Ecco, un'altra domanda: che cosa succede se i genitori hanno stili molto diversi? Questa è una domanda molto importante. Cinzia, che commento puoi fare rispetto a questo? No, a volte ci si trova quindi effettivamente con storie quindi personali, con stili genitoriali vissuti come figli molto quindi diversi, e ci si trova quindi poi a doverli in qualche modo integrare in un nuovo stile genitoriale. Che dici? Sì, è proprio è la prima sfida che i genitori, secondo me, devono sperimentano fra se stessi, nel senso che, come dicevo all'inizio, i genitori arrivano da proprie storie, da propri valori di riferimento che sono passati dalle loro famiglie di origini, ma anche dalle esperienze che fanno. E chiaramente sarebbe importante, secondo me, trovare un punto di incontro, perché chiaramente con i figli è necessario avere un punto di incontro, perché altrimenti si rischia di disorientarli ancora di più. Per cui la cosa importante è che il primo tiro alla fune lo facciano i genitori, cercando un buon equilibrio, ecco, prima che non farlo con i figli, e trovando dei punti di incontro, perché io sono convinta che comunque dei punti di incontro, anche se apparentemente non ci sono, invece si riescono a trovare, ed è la cosa importante. Quando anche prima si parlava di coerenza e di costanza, ecco, la coerenza è proprio quella anche da parte dei genitori, che devono avere, come dire, una visione comune, e si parte anche da un progetto educativo che deve essere condiviso dalla coppia genitoriale, deve essere comune, è molto importante, proprio per non disorientare. E quindi tante volte forse fare un tiro alla fune fra genitori per trovare punti di connessione forse sarebbe importante. Sì, leggo altri commenti. Grazie, gli incontri sono molto graditi. Vi ringrazio per questi 4 incontri, tutti molto interessanti, molto utili i vostri consigli. Ho trovato molto importante l'invito a evitare di essere amici dei figli per farsi amare. Un altro commento: forse ci sono più mamme che papà, ma spero vengano condivise ad entrambi i genitori. È un lavoro di famiglia. Sì, proprio quello che stiamo dicendo ora, no? Credo che per poter trovare il punto di incontro tra 2 genitori che possono avere storie, stili di vita e stili educativi quindi diversi, sia proprio quello di avere un interesse comune, che è il bene del proprio figlio, la crescita del proprio figlio. Altri commenti? Serata interessante, grazie. Okay. Ecco, abbiamo riportato al momento tutti i commenti e le domande che ci sono nella chat.
vedo che siccome l'ora comincia a diventare tarda, io passerei quindi la parola alla dottoressa Amalia Manzanna, perché come ha, come dire, aperto questo ciclo di incontri, lasciamo quindi a lei la parola per i saluti conclusivi. Buonasera, grazie a tutti. Solo Sì? rispondo ad una domanda che vedo in chat. Allora, la registrazione degli incontri la potrete trovare nel sito dell'azienda. Si stanno quindi occupando dell'editing, quindi appena possibile le registrazioni verranno messe appunto sul sito e avrete la possibilità di rivederle. Prego, Lia, scusa. Beh, buonasera a tutti e un grande ringraziamento a tutti i partecipanti che sono stati anche molto numerosi e ci hanno anche fatto capire che questa sfida che abbiamo pensato è stata una buona cosa. Abbiamo avuto effettivamente anche dei ritorni e un gradimento che è stato esplicito anche stasera vedendo i commenti dei questionari, e anche una serie di sollecitazioni e di domande che sicuramente ci potranno permettere di ripensare, di rilanciare e di proporre qualche iniziativa ulteriore. E naturalmente un grazie grandissimo alle colleghe e ai colleghi che hanno fortemente creduto in questa iniziativa online e l'hanno portata avanti prima di tutto dal punto di vista tecnico, perché per noi è stata veramente una sfida, e poi naturalmente per i contenuti, e insomma, siamo proprio molto contenti di come sono andate queste serate. Con questo vi auguro buona serata e buonanotte, perché ormai arrivederci a qualche altra occasione. Buona serata.